L'accordo tra il Mercosur, l'Unione dei Paesi sudamericani e l'Unione Europea che prevede il libero scambio di una grande quantità di merci, tra le quali 180.000 tonnellate annue di carni da pollame, rischia di mettere in grave difficoltà un comparto fondamentale dell'economia veronese come quella dell'allevamento degli avicoli. Pensate che metà dei prodotti avicoli realizzati in Italia, quindi le carni made in Italy che noi troviamo nei nostri supermercati, vengono realizzate proprio in Veneto e di questa la metà nella provincia di Verona, quindi un quarto della produzione totale nazionale è realizzata qui dai nostri imprenditori allevatori. L'ingresso indiscriminato, senza barriere e senza dazi di 180.000 tonnellate annue di prodotti di carni avicole rischia di mettere in difficoltà le nostre imprese locali, soprattutto in un momento nel quale i nostri allevatori stanno ancora scontando i danni legati all'influenza aviaria, rispetto ai quali i risarcimenti da parte dello Stato e dell'Unione Europea sono fermi dal 2022. Quindi grande concorrenza che arriva dal Sud America tendenzialmente a basso costo, 180.000 tonnellate annue di prodotti che invaderanno i nostri mercati, catene produttive ferme per colpa dell'influenza aviaria, il tutto senza garanzie da parte del Ministero dell'Agricoltura. Per questo ho chiesto al Ministro di intervenire e di prevedere garanzie reali a tutela delle nostre filiere di allevamento e soprattutto una forte accelerazione rispetto ai ristori che le nostre imprese aspettano dal 2022 a causa dell'influenza aviaria.